bentornati a una nuova puntata di Spazio Volontariato, la rubrica a cura del Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo, con notizie, informazioni e approfondimenti sulle associazioni del nostro territorio, sul mondo del volontariato della nostra provincia. Ma vorrei, prima di iniziare questo notiziario, vorrei innanzitutto salutare la nostra ospite di questa puntata, che è Loredana Arena del Centro Antiviolenza. Ciao Loredana. E poi vi racconteremo perché abbiamo voluto avere ospite una educatrice del centro antiviolenza, ma prima di passare appunto a Loredana volevamo darvi un attimo alcune notizie e informazioni utili appunto sul mondo della solidarietà. A partire da un bando di concorso che è appena stato emanato dalla provincia in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato ed è il Premio Provinciale della Solidarietà. Arrivato alla seconda edizione, l'anno scorso c'era stata appunto una prima edizione sperimentale di questo premio e quest'anno torna questo premio rivolto ai giovani, alle associazioni e agli istituti scolastici superiori, che ha come obiettivo quello di valorizzare una serie di iniziative e prodotti sul tema della solidarietà. Si può partecipare a questo premio con testi, quindi racconti, poesie, elaborati articoli di giornali, ma anche con video, foto, elaborati grafici, quindi vignette, fumetti, disegni, canzoni, anche siti web, insomma tutto quello che la fantasia suggerisce, purché appunto il tema sia legato al mondo della solidarietà, al mondo del volontariato e quindi a promuovere anche questi valori attraverso linguaggi innovativi. In palio ci sono vari premi per i ragazzi fino ai 17 anni, ci sono dei buoni d'acquisto per beni, per esempio attrezzature informatiche o didattiche, e per i maggiorenni fino ai 25 anni c'è in palio un viaggio a Bruxelles che si terrà in primavera. La scadenza di questo concorso, che appunto vi dicevamo è appena stato pubblicato, scadrà il 4 febbraio 2012, quindi c'è tutto il tempo per prepararsi e ricordiamo ancora una volta si può partecipare con moltissimi prodotti e possono partecipare scuole, associazioni, gruppi parrocchiali o anche singoli giovani o gruppi di giovani che abbiano un'idea, un progetto per comunicare i temi della solidarietà. Altro concorso, questa volta promosso dall'Avis, dalla Fidas e dall'ABVS del Veneto, sono 3 associazioni attive nell'ambito della donazione di sangue e questo concorso è ormai storico, si chiama Musica nel Sangue ed è un concorso rivolto a gruppi musicali. I gruppi musicali esordienti possono partecipare proponendo un videoclip che viene caricato nel sito del concorso che è www.musicanelsangue.it e questi brani verranno votati dalla comunità virtuale e poi selezionati alla fine da una giuria di qualità che alla fine deciderà qual è il gruppo migliore tra i 10 più votati, che il gruppo migliore alla fine parteciperà come gruppo di punta alla finale regionale di Musica nel Sangue qui in Veneto, quindi è una grande opportunità anche per i gruppi esordienti per farsi conoscere ed è sicuramente un modo per avvicinarsi alle tematiche della solidarietà. Anche qui ricordiamo la scadenza che è molto avanti, è il 15 aprile 2012, quindi i gruppi musicali interessati a partecipare a questo concorso hanno molto tempo per prepararsi, per caricare i loro video e ovviamente per essere votati e quindi coinvolgere gli amici e i familiari, farsi votare e tentare di arrivare primi in questa selezione. E passiamo a notizie dal mondo del volontariato, ricordiamo un po' di iniziative che sono in programma nelle prossime settimane. Una molto bella e molto importante è il ritorno della squadra Edera, la squadra dell'associazione Pianeta Handicap, che dopo il torneo di cui avevamo già raccontato, il torneo di giugno in cui era arrivata prima tra l'altro in una competizione regionale, questa squadra composta da ragazzi disabili torna il 19 novembre alle 15 al Palazzetto dello Sport per l'inaugurazione dei giochi regionali di basket, appunto tutte squadre di ragazzi con disabilità che si sfideranno in questa competizione e a cui ovviamente facciamo il bocca al lupo tifando per la squadra di Rovigo. E ricordiamo che l'associazione Pianeta Handicap di recente si è affiliata alla WISP e ha aderito anche al Team Special Olympics per poter partecipare appunto a tornei non solo regionali ma anche nazionali, quindi una realtà in crescita
che dà sicuramente grandi soddisfazioni anche ai ragazzi impegnati. Ricordiamo, per vederli, il 19 novembre al Palazzetto dello Sport di Rovigo. Mentre il 24 di novembre ci sarà uno spettacolo di solidarietà al Teatro Don Bosco di Rovigo, perché la compagnia teatrale I Ricci alle 9 di sera presenta lo spettacolo Sai tenere un segreto. È una commedia musicale in 3 atti e il ricavato del biglietto d'ingresso sarà devoluto a sostegno di 2 realtà di solidarietà quali la Città della Speranza di Padova e la LILT, la Lega Italiana Lotta al Tumore della provincia di Rovigo. Il giorno dopo, il 25 novembre, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ed è una ricorrenza molto importante che vuole sensibilizzare su un tema purtroppo spesso presente nelle cronache quotidiane. E in questa occasione, il 25 novembre, ci sono numerosi eventi organizzati da istituzioni, da associazioni e il calendario di questi eventi sarà pubblicizzato anche sul sito del Centro di Servizio per il Volontariato, che potete vedere in sovraimpressione. Ecco, noi abbiamo voluto dedicare qualche minuto a questo tema, ospitando una realtà che è in prima linea appunto sul tema della violenza contro le donne, che è appunto il Centro Antiviolenza di Rovigo, che è gestito da un'associazione, si chiama Arci Solidarietà, assieme ad altre associazioni, poi magari racconteremo meglio, appunto, e il Centro Antiviolenza è qui rappresentato, lo avevamo detto, da Loredana Arena, che è un'educatrice del centro. Grazie per essere qui con noi e volevo partire subito con una domanda molto semplice: che cos'è il Centro Antiviolenza e di che cosa si occupa? Sì, innanzitutto grazie per averci chiamato e per essere qui. Il Centro Antiviolenza è del Comune di Rovigo, come dicevi anche tu poco fa. Le associazioni, i partner del centro sono l'Associazione Arci Solidarietà di Rovigo, l'Associazione Ametiste e la Caritas Diocesana Adria Rovigo. Allora, lo sportello è uno sportello di ascolto, di consulenza psicologica, consulenza legale e accompagnamento delle donne vittime di violenza ai vari servizi. È uno sportello attivo ogni giorno, è uno sportello aperto ogni giorno e sì, gli orari sono alcuni giorni di mattina e altri il pomeriggio. C'è anche un numero verde a cui telefonare gratuito, oltre diciamo il numero fisso, il numero fax e un telefono. Ci sono le donne che si rivolgono al centro, sono donne, cioè non c'è un target ben preciso, sì, la casistica è molto ampia, sia italiane che straniere. Che tipo di problemi vengono affrontati appunto questo? Allora, sono donne che hanno subito violenza fisica, ma anche psicologica e stalking. Quindi all'interno del centro ci sono figure professionali, varie figure professionali, quindi abbiamo l'educatrice, poi abbiamo la psicologa che si occupa appunto del sostegno psicologico alla donna e abbiamo l'avvocato che prende in carico la donna da un punto di vista proprio legale. Quindi un centro, un punto di riferimento per le donne vittime di violenza con un team vero e proprio che aiuta un po' a risolvere le principali problematiche e allo stesso tempo come dire, aiuta anche ad accompagnare verso i servizi poi che possono dare delle risposte concrete a questo tipo di problemi. Un'informazione molto spiccia, lo abbiamo accennato, dove si trova il Centro Antiviolenza Rovigo e quali sono gli orari per rivolgersi al Centro Antiviolenza? Allora, il Centro Antiviolenza si trova in via Donadoni 4 a Rovigo, per intenderci vicino proprio sopra l'Informa Giovani. Esatto, vicino al liceo classico, perfetto. Vicino al Duomo. Sì, il numero di telefono, il numero verde è l'830 42 71, mentre il telefono e il fax è 0425 46 10 21. Gli orari di apertura? Gli orari di apertura sono il lunedì, il venerdì e il sabato dalle 15 alle 17,
il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e la domenica dalle 9 alle 11. Quindi è aperto anche la domenica mattina? La domenica mattina, sì, è aperto tutti i giorni. 2 mattine alla settimana, il martedì e il giovedì e la domenica dalle 9 alle 11. Mentre 3 pomeriggi, il lunedì, il mercoledì e il venerdì è possibile, quindi ci sono molti orari in cui è possibile rivolgersi per una consulenza. Appunto, Ci tenevo a dire soltanto che il numero verde è gratuito anche da cellulare, quindi... Vogliamo ripeterlo? Sì, allora il numero verde è l'800 30 42 71. 830 42 71. Un punto di riferimento per chi avesse bisogno anche semplicemente di avere delle maggiori informazioni su problemi che può aver avuto o problemi di cui è a conoscenza. Grazie per questo rapidissimo approfondimento. Ci tenevamo, in vista della giornata contro la violenza sulle donne, a dare un nostro piccolo contributo, a maggior ragione perché da qualche tempo il centro antiviolenza è gestito appunto da questa rete di associazioni di volontariato, quindi è un importante servizio che il volontariato dà alla città e contribuisce a mantenere in vita all'interno della città. Grazie ancora Loredana di essere stata nostra ospite, io ringrazio anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito e rimando alla prossima puntata di Spazio Volontariato, in cui come di consueto avremo un approfondimento con testimoni, due volontari, addirittura un presidente e una vicepresidente dell'Ancescao provinciale di Rovigo, un'associazione che si occupa della terza età, ma vi rimando ovviamente alla prossima puntata per conoscere questa importante realtà di volontariato provinciale e per saperne di più sulle attività che svolge nel nostro territorio. Grazie ancora per essere stati con noi e arrivederci tra una settimana.